Ok, buongiorno a tutti, buongiorno. Quanto è bello essere qui per adorare il nostro Dio. Stavo parlando con le persone adesso, fa caldo? Sì, fa caldo. Agosto sempre fa caldo in Italia, no? E così, se tu non vuoi o caldo di agosto, cominci a dormire a maggio e svegli a settembre, no? Così non sentirà, ma sempre sarà così. E siamo grati al nostro Dio che offre questa temperatura che è gradevole e possiamo offrire questo culto di adorazione a Dio. Quanto è bello essere qua con i fratelli e oggi un culto molto interessante, sono fratelli di diverse nazioni qua e questo ci arricchisce, le persone della Germania, Portogallo, Romania, wow, grazie. E quanto è bello vedere le persone nuove che sono qua oggi per adorare l'unico e vero Dio. Tra poco saremo in cielo, non sarò quale lingua che staremo adorando il nostro Dio lì, ma staremo adorando a Lui. E noi vogliamo vivere questa esperienza questa mattina di adorare a Lui, il nostro unico Dio. E quando cominciamo ad adorare Dio già viviamo quell'esperienza di che quello che sarà un giorno in cielo, quando tutte le nazioni staranno insieme in una sola lode, una sola adorazione a Lui. E oggi questo culto sarà così, tante nazioni, ma una sola lode, una sola adorazione al nostro Dio. Che Lui possa riempire il nostro cuore oggi con gioia, allegria e con tanto entusiasmo, perché è a Lui tutta la lode e tutta l'adorazione. E questo culto noi consacriamo a Lui, è a Dio. Perciò iniziamo questo culto svuotando da noi stessi, cercando di togliere dentro di noi tutto quello che possa impedire una vera adorazione. Così possiamo pregare in questo momento. Tu che sei a casa, che in questo momento tu possa chiudere i tuoi occhi e pregare, perché anche lì a casa tu possa adorare al nostro Dio. Preghiamo. Nostro Padre, noi siamo qui questa mattina a adorarti. Iniziamo questo culto, Padre, con sguardo solo verso te. Qua è un culto, qua è una celebrazione. Qua l'unica persona che è degna di lode e adorazione sei tu. Perciò che noi siamo qui, oh Padre, questa mattina. Siamo qui, oh Padre, a adorarti, a lodarti, a riconoscerti come l'unico e vero Dio. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei parte della nostra vita, della nostra storia. E grazie. E oggi, oh Padre, sono tante cose nel nostro cuore e nella nostra mente che tante volte impediscono una vera adorazione a te. Ma che noi possiamo togliere questo e aprire i nostri occhi spirituali a vederti. Iniziamo questo culto, Padre, con cuori in gioia, con allegria, con cuore completamente reso a te. Questo momento, Padre, è per te, solo a te. E che la tua presenza, Padre, possa inondare il nostro cuore. Vogliamo camminare questa mattina, Padre, riconoscendo che tu sei il Dio della nostra vita, della nostra storia. E tutto proviene da te. E è tutto per te, solo a te. Grazie. Nel nome di Gesù, Padre. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Já hai fatto un saluto, já dato un abbraccio, un buongiorno, un caldo buongiorno alle persone al tuo fianco, já hai dato un sorriso, já hai detto benvenuto, já hai detto andiamo, serviamo il nostro Signore, perché noi vogliamo in questo momento aprire gli occhi per adorare il Signore, aprire gli occhi per servire il Signore e vogliamo aprire il nostro cuore solo a Lui. Lui merita tutta la lode e l'adorazione. Iniziamo questo culto cantando e adorando a Lui. Amen? Señor.
Non mi vergogno più di te, non darò più ascolto ai pensieri miei, alla presenza tua sarò, no turning back. Questa è la prossima canzone che canteremo, no turning back, per chi non sia tanto collegato con l'inglese, no? Che non sappia tanto l'inglese, significa non tornerò indietro. E noi possiamo cantare questa canzone con forza, proclamando, dicendo io non tornerò indietro, io ho fatto la mia decisione per seguire Gesù Cristo, non tornerò indietro, io ho fatto questa decisione di non commettere più questo peccato perché fa male. Era triste al cuore del Signore, quindi io non tornerò indietro. Io ho fatto questa decisione, percorrerò questa missione, quindi non tornerò indietro. Io sono andata in questo paese per fare questa cosa, non tornerò indietro. Il Signore ti ha chiamato per proclamare il suo nome, ti ha chiamato per tante cose e tu in questa mattina tu puoi dire io non tornerò indietro perché il Signore Gesù Cristo mi ha mandato. Non un mio compagno, non mia madre, non mio padre, ma il Signore Gesù Cristo in persona che era, è e rimarrà sempre così. Amen. Possiamo cantare questa canzone, non tornerà indietro. Davanti a me la metà, dentro di me vera bruciata c'è, soltanto Dio adorerò, non solo in me. Non mi vergogno più di te, non darò ascolto ai pensieri miei, alla presenza tornerò, non torni in me. Non mi guardi indietro, solo te io seguirò, non torni back, non mi guardi indietro, non mi guardi indietro, solo te io seguirò, non torni back. La tua chiamata sento già, da adesso non aspetterò, non ho futuro senza te, non torni in me. Non mi tiri indietro, non mi guardi indietro, solo te io seguirò. Torni in me, non mi tira indietro, non mi guardi indietro, solo te io seguirò.
c'è altro che io ami, tu sei tutto ciò che voglio e mi rallegrerò. E dal Signore dirò, il mio scudo sei, la mia vita, liberator, il mio rifugio, torre forte, il mio soccorso viene da te. Non viene da qualcosa di sicuro, non viene da qualcosa di ragionato, non viene da una sicurezza che il mondo ti dà, non viene da sicurezza monetaria, non viene da sicurezza nella famiglia, ma viene soltanto dalla sua parola, viene soltanto da Lui. Che noi possiamo tramite questa canzone anche ricordarci che la nostra sicurezza non sta qui nel mondo, la nostra sicurezza viene da lassù, la nostra sicurezza viene da Gesù Cristo, e che noi potremo in continuazione pensare, ah sì, ma io domani mi sveglierò, domani io avrò più soldi, domani avrò i miei amici, domani io avrò i miei familiari che mi daranno aiuto. Sì, tutto questo il Signore ci dà, ma il Signore vuole che noi prima di tutto abbiamo sicurezza in Lui. Un giorno tutto questo finirà, un giorno tutto questo cadrà, ma l'unica cosa che rimarrà è il Signore Gesù Cristo. Quello che Lui ha fatto nella croce per te, per me, per tutti quelli che sono a destra e a sinistra, adesso, se vi guardate a destra e a sinistra, Lui è morto per lui, per lei, ed è morto per te e per me. Amen? Cantiamo. Io ti benedirò, Signore. Io in te confiderò per sempre. Mi liberò da tutti i miei timori. Una roccia pose i miei piedi. Non mi abbatterò e
Solo da te può venire soccorso. Solo tu ci puoi rinnovare le forze ogni giorno. Solo tu ogni giorno ci svegli e ci dici: dai, affrontiamo un'altra giornata insieme. Perché io cammino con te, non sei solo. Perché ogni difficoltà, ogni problema lo affrontiamo insieme. Perché è vero, ci sono ostacoli, sei stanco, è fine settimana, è inizio settimana, hai mille cose da pensare, ma sono io nella guida della tua vita. Sono io che ti conoscevo prima che ti formavo. Sono io che mi prendo cura di te. Sono io il buon padre che vuole il meglio per te. Di questo possiamo solo ringraziarti, Padre. Non passeranno le volte per dirti grazie, perché il tuo amore è incondizionato, perché il tuo amore è immenso, non si può quantificare. Questo culto e questa lode è per restituirti un poco dell'amore che tu ci doni ogni giorno. Amen. Dio supremo sei sovrano in gloria.
Grazie Signore perché possiamo sentire la tua presenza in mezzo a noi. Grazie Signore perché tu ci ami così tanto. Tu vivi dentro di noi, oh Padre, non c'è un altro Dio all'infuori di te, Signore. Non c'è, Signore, non c'è in questa terra, non c'è in cielo, non c'è nel mare, Signore Dio come te, Signore. Noi ti lodiamo, Padre. Riceve, Signore, la nostra adorazione questa mattina. Signore, che ogni cuore, Signore, questa mattina possa essere toccato, ogni vita, Signore, possa uscire di questa porta, oh Padre, ripieno, Signore, pieno del tuo Santo Spirito, oh Padre. Noi ti lodiamo, Signore, siamo qui per cultuare a te, Signore, offrire un culto a te, oh Padre, che tu possa ricevere, oh Dio. Benedici, Signore, la tua parola, Signore, parlaci, Signore, nel nome santo di Gesù, Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen, Signore. Amen. Alleluia. Potete sedervi. Non c'è un Dio come il nostro Dio. Quanto è bello adorare Lui, riconoscere Lui come il nostro unico e vero Dio, fa parte della nostra vita, della nostra storia. E oggi noi stiamo camminando in questo periodo nel libro dei Atti degli Apostoli, e possiamo dire anche Atti dello Spirito Santo, perché era lo Spirito Santo che stava conducendo quella gente, quel popolo, quella chiesa, quelle chiese. Era lo Spirito Santo che stava lì. Era lo Spirito Santo che spingeva gli apostoli, spingeva i discepoli di Gesù, i cristiani, a proclamare, a vivere la gloria del Signore. Era lo Spirito Santo presente. Il nostro grande sogno e a nostra grande gioia è sapere che lo Spirito Santo è immerso a noi, è lo Spirito che spinge, è lo Spirito Santo che sta manifestando la sua gloria immerso a noi. E oggi noi stiamo camminando, stiamo arrivando al capitolo 18 di Atti, capitolo 18 del libro di Atti, capitolo 18, versetto 6 al versetto numero 11. E è interessante di vedere qua un modo come Paolo stava vivendo questa storia in una città che è una città importantissima, che era Corinto. E Paolo arriva lì e non era da solo. E quando Paolo crea e comincia a vivere una squadra, che sembrava una squadra bellissima, che cosa crescono quando stanno crescendo le squadre che servono al Signore? L'opposizione. E oggi noi staremo lavorando questo, ossia l'opposizione che Paolo trova a Corinto, ma Dio dice, non tacere, continua a parlare. Non tacere, continua a parlare perché io sono con te. Atti 18, 6 a 11. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, ele scosse le sue vesti e disse loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto. Da ora in poi andrò dai pagani. E uscito di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo, non temere, ma continua a parlare, non tacere. Perché? 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 Io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ed egli rimase là 1 anno e 6 mesi insegnando tra di loro la parola di Dio. Nostro Padre, vogliamo parlare, comunicare, ascoltare, vivere, sentire la tua presenza, la tua guida e che la tua rivelazione penetra nei nostri cuori in modo che io possa vivere una trasformazione tua. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore.
Che cosa leggiamo qua? Oggi farò la predica un po' più lenta per aiutare la traduzione, ok? Che cosa vediamo qua? C'è una storia molto importante. L'opposizione fanno parte di una storia. Ossia, l'opposizione è quello che cerca di fermare qualcosa. Il treno sta andando, c'è un sasso, è una opposizione alla continuata della strada del treno in quello binario. Ossia, l'opposizione vuole impedire qualcosa. E era quello che Paolo stava soffrendo. Quello che noi dobbiamo imparare è che quanto più vicino al Signore, più grandi sono le opposizioni. Perché noi stiamo dentro di un mondo, noi non siamo di questo mondo, ma siamo dentro di questo mondo, in modo che noi dobbiamo essere attivi a prendere le persone che hanno la mentalità di questo mondo, a portare questa persona a vivere la gloria del Signore. Il nemico, che non è contento con questo, dove vede queste azioni, cerca di creare delle opposizioni in modo che impedisca che le persone si convertano. Perciò un modo che noi stiamo prendendo il termômetro di una vita in Cristo è sapere o quanto più forti sono le opposizioni, più forte è la intensità della mia vita di essere rilevante verso la gente. Perciò che eu devo imparare che le persecuzioni sono fortissime, perché sto camminando dentro di questa storia. E Paulo in quel momento era conscio che la verità era l'unico modo di camminare. Ossia, c'era un'opposizione, ma lui sapeva, io devo continuare a predicare la parola, io devo continuare a predicare la verità. E perciò quanto più vicino ao Signore, più vicino sto predicando la verità, la parola del Signore, e il nemico si arrabbia. Quando noi leggiamo questo capitolo c'è una cosa molto interessante. In quel momento Paolo era a Corinto, arriva Aquila e Priscilla, penso che Emanuele ha predicato su di loro domenica scorsa qua, l'importanza di Aquila e Priscilla per la storia di Apollo e nel regno del Signore. C'era Aquila e Priscilla, c'era Paolo, arriva Sila e arriva Timóteo. Tu puoi immaginare una chiesa, Aquila e Priscilla, una coppia che veramente amava l'opera del Signore. C'era Paolo, c'era Timóteo, c'era Sila. Che squadra, no? Ossia, sembra una squadra che non poteva mai essere distrutta. E tutto quello che questa squadra stava facendo, wow! Non possiamo immaginare umanamente questo? E tante volte noi pensiamo, creiamo adesso una squadra comincia a funzionare e sicuramente quando la squadra inizia a lavorare, cominciano a venire lì ostacoli e comincia a vedere le opposizioni. E Paolo in quel momento mostra la sua umanità che è molto interessante. Paolo in quel momento, in quell'episodio, manifesta la sua natura umana quando lui dice: Ele scosse le sue vesti e disse loro: E o vostro sangue ricada sul vostro capo, e io ne sono netto, da ora in poi, che cosa è la decisione sua? Andrò dai pagani. Ma che cosa fece lui dopo? Lui in quel momento la testa calda, e penso che Paolo per riscaldare la sua testa era una cosa molto semplice, con la testa calda Paolo dice: io vado dai pagani. Ma allo stesso tempo Dio dice: chi comanda la storia sono io, Paolo. Tu fai le tue decisioni, ma io ti ho scelto. Io farò di te quello che voglio io. E Paolo in quel momento va na casa di un personaggio, Tizio Giusto, ma lì c'era un Crispo, o capo della sinagoga. E che cosa succede? Io vado dai pagani, ma viene Crispo e si converte, che non era un pagano in questo senso. E si converte e credete no Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti corinzi udendo credevano e venivano battezzati. Quanto è bello quando noi facciamo le nostre decisioni con la nostra testa calda e il Signore fa un sguardo, una risata e dice: ah, é? Adesso ti faccio vedere chi comanda la tua storia. In quel momento si converte questo personaggio e la sua casa e comincia a venire tante conversioni in mezzo ai Corinzi. Paolo in quel momento sa che chi comanda la sua vita è il Signore.
Tu já hai preso una decisione con la testa calda e dopo tu ti sei pentito o no? O solo io? Tu já hai preso a decisione con la testa calda, o Signore ha fatto una grande risata e ha fatto un sguardo per te. Adesso sono io che comando. O meglio, sempre sono stato io a comandare. E adesso succederà queste cose. E dopo tu vedi, è il Signore che comanda tutto. Perciò quanto è interessante vedere che noi siamo come Paolo in questa storia. Quando Dio, il Signore, Lui agisce come vuole e Lui manifesta la sua sovranità. Ossia, quando Lui inserisce in Paolo questa chiamata e Paolo obbedisce a questa chiamata, Paolo comincia a capire, è il Signore. Perciò io devo capire molto bene che è il Signore che comanda la mia vita. Perciò che noi dobbiamo continuare a essere guidati dal Signore. E facciamo delle decisioni sbagliate. Ma quando c'è l'umiltà, ritorniamo. Monique, qual è la canzone che tu hai cantato? La seconda canzone? Non torni indietro. Le decisioni prese sono responsabilità davanti a Dio. E io non torno indietro. Che quando prendiamo una decisione, non importa le opposizioni, le difficoltà, io non torno indietro, perché è il Signore che vuole fare un miracolo tramite la mia vita. È il Signore che vuole usare la mia vita e comincia a inserire difficoltà per vedere dove c'è la mia decisione verso di Lui. Grazie per questa scelta. Ossia, Paolo in quel momento sente che è il Signore. Perciò il primo punto di questo messaggio che io devo sapere è che esiste una chiamata. Dio ti ha chiamato. Da tempo che io sempre dico qua, se tu sei qua in Italia, tu non sei venuto per lavorare, tu non sei venuto per studiare, tu non sei venuto qua per dare una condizione economica più favorevole alla tua vita, alla tua famiglia, tu non sei per questo. Se tu sei un italiano, tu non sei qua in Italia per pensare che tu starai vivendo qua per una vita più sicura, una vita più tranquilla. Dio ti ha dato una chiamata che è una chiamata divina, non è tua. Perciò Dio mi ha chiamato e questa chiamata io devo sapere precisamente qual è la mia chiamata e camminare in questa storia. Io sarò perseguitato mentre sto camminando in questa chiamata do Signore. Quando prendiamo la strada di obbedire alla chiamata do Signore, io non posso aspettare una festa. E tante volte un grande sbaglio che noi facciamo, il Signore mi ha chiamato, mi ha messo qua come pastore e adesso tutta la Chiesa, tutta la gente, tutti i popoli, tutta la mia famiglia, tutti i miei vicini staranno dicendo continua pastore, continua, staremo sempre appoggiando. Tu já hai avuto questa idea? Quando prendiamo una chiamata do Signore, è lì che adesso cominci a vedere le difficoltà della storia di questo servizio. Perciò che nel momento, Atti 9, 15 a 16, si dice così, ma il Signore gli disse, la chiamata di Paolo, va perché Ele è un strumento, che ha detto Anania qua, ho scelto di portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto deva gioire per il mio nome. Qual era la chiamata di Paolo? Soffrire per il nome di Cristo. Ti piacciono le promesse di Dio o no? Ti piacciono le promesse di Dio? Tu devi soffrire per il mio nome. Ti piace questa promessa? Pastore, predica più Salmo 23, puoi predicare più, Signore mio pastore, nulla mi mancherà. Pastore, predica un po' più quel messaggio più dolce. Ma ci sono le promesse dolci. Il Signore non mi abbandona. Il Signore è con me. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi mancherà. Io posso camminare per un valle dell'ombra della morte, il Signore è con me. Ma io sto camminando nel valle dell'ombra della morte. Ossia, mi piacciono prendere le promesse belle, nulla mi mancherà. Ma ci sono le promesse che non sono semplici, ma sono le promesse del Signore. Io devo cominciare a pensare che queste promesse devono fare parte della mia vita. Il Signore ha dato una promessa, io devo credere in questa promessa e camminare in questa promessa. Paolo, io ti mostrerò o quanto tu devi soffrire per il mio nome.
C'è qualcuno qua che Dio ha chiamato al ministero? E se Dio ti ha chiamato al ministero, c'è questa promessa. Io ti farò vedere o quanto tu devi soffrire per il mio nome. Questa settimana stavo parlando con una persona. Io avevo in Brasília tanti anni fa. Já sono vecchio, ok? Tanti anni fa. Questa frase già è pesante per me oggi. E questo amico ha deciso dopo di me di seguire il ministero. E lui ha fatto seminario e è andato dopo a essere un pastore in una chiesa, una buona chiesa anche. E io già ero in Italia in quel periodo e lui già stava seguendo in quella chiesa e dopo ho percepito che lui già stava abbandonando quella chiesa. Sono un periodo che sono andato in Brasília, ho parlato con lui, ma cosa è successo? Pastore, tu non puoi immaginare, la chiesa era buona, ok, sì, ma c'era una famiglia che era una opposizione a me. In quel momento io e la mia moglie abbiamo deciso di lasciare la chiesa. Ho detto, tu non puoi fare questo. Ma pastore, era per mostrare a loro che loro erano sbagliati, perciò ho uscito dal ministero di quella chiesa. Ma carissimo, non è così un ministero. Tu devi resistere. E se Dio ti ha chiamato, tu devi resistere e la gente sentirà che tu sei lo strumento chiamato di Dio a questa opera. E lui ha lasciato. Dopo è andato na chiesa e non è andato bene e oggi è fuori del ministero. E è molto triste quando vediamo le persone, quando Dio chiama e pensa che è una chiamata in mezzo ai fiori, tranquilla, e non resistono alle prime opposizioni e difficoltà e non vedono i miracoli che Dio sta preparando nel futuro. Perciò le opposizioni è perché Dio sta preparando qualcosa di stupenda. Perciò che Dio ha detto, Paolo, sto preparando in questa città e tanta gente si convertirà. In questo testo vediamo adesso che tanti corinzi cominciano a convertirsi. Paolo era insultato, potete immaginare quante cose Paolo ha ascoltato lá? Ma tu sei questo, tu sei quello, tu sei quello. E tante parole che hanno detto contro di Paolo. E può darsi che quando noi stiamo nel ministero, quante parole la gente dicono di noi. Cari, queste sono le profezie. E noi come responsabili chiamati del Signore dobbiamo sapere che questo fanno parte di una profezia del Signore, di una chiamata del Signore. E loro diranno qualsiasi cosa contro di noi, ma non importa. O Signore mi ha dato una chiamata. E guardare Gesù è molto più importante di che ascoltare le cose che la gente mi insulta. Paolo in quel momento c'era insulti e opposizioni e Paolo sapeva che la sua chiamata era molto più grande e sapeva che le conseguenze della sua chiamata erano molto più preziose. Io só posso vedere i miracoli del Signore quando io resisto alle opposizioni. Io sono in mezzo all'opposizione. Il pastore Sandra testemunha qua. Abbiamo vissuto un campeggio un anno fa, no? Un campeggio. Che in quello campeggio sembrava un'opposizione fortissima un anno fa. E abbiamo fatto quello campeggio. È stato il primo campeggio dei miracoli in questa generazione di giovani e adolescenti. Ma se avessimo desistito in quel momento, che cosa poteva succedere? Non sappiamo. Ma in quel momento, quando tutti dicevano non fate il campeggio, abbiamo deciso, faremo. E il Signore ha fatto miracoli. E quante storie já abbiamo vissuto in questo, noi non possiamo tornare indietro. Paulo sapeva della sua chiamata. E se noi vogliamo conoscere e prosperare come servo do Signore, basta sapere che la storia di sofferenza sono le promesse del Signore. E queste storie di sofferenza sono bellissime e stupende. E queste storie di sofferenza che creano in noi radici. E quando le radici sono profonde, io non cado. Perché quando le sofferenze arrivano, io prego di più, io leggo di più la parola, io mi avvicino di più al Signore, io mi avvicino di più alla sua Chiesa, io sono completamente inserito, coinvolto con la gente che ama il Signore. E le mie radici, quando percepisco, sono salde. E adesso può venire qualsiasi tempesta e questo albero non cade.
La sofferenza mi fa avere un carattere più saldo nel Signore. E il nostro mondo non è qui. Il nostro mondo è nel cielo. Ma se la mia visione è in questo mondo, io subito io abbandono tutto. Ma se la mia visione è nei cieli, io continuo perché io vorrei portare la gente a stare alla presenza di Cristo. Paolo stava entrando in una città che era una città piena di peccato. Corinti, quanti porti avevano? 2. In una città storica in quel periodo, quando aveva un porto, era una città che era molto conosciuta per la prostituzione. Era una città molto conosciuta per la corruzione. Corinto non aveva un porto, avevano 2. Potete immaginare qual era la degradazione morale di quella città? E Paolo entra in una città che moralmente era degradata, era una città confusa, era una città promíscua. Perciò aveva 2 porti, era una città che era completamente abbandonata al peccato. E Paolo era lì. E Paolo comincia a predicare. E le prostitute cominciavano a convertirsi. Paolo cominciava a predicare. E quello che erano corrotti hanno cominciato a convertirsi. Paolo cominciava a predicare e quelli che vivevano una vita completamente fuori del concetto della morale cominciavano a convertirsi e erano cambiati. Perciò che la persecuzione era grande a Corinto, perché Paolo stava predicando e quella gente che era sotto il dominio del diavolo stava consegnando la loro vita a Gesù. Noi dobbiamo essere in mezzo ai peccatori, a predicare questa parola di vita, di salvezza, di guarigione, di trasformazione. E è lì che cominciamo a portare la gente a Cristo. Qual era o grande rischio di una religione, di una chiesa? È quando è inocua, quando è una chiesa amorfa, quando è una chiesa senza sapore, quando è una chiesa che non produce trasformazione. Lì aveva una religione che non produceva trasformazione nella città di Corinto. Questa chiesa non può essere una chiesa senza sapore. Non può essere una chiesa che non c'è una forma di essere chiesa. Non può essere una chiesa che non è rilevante dentro della società trevigiana. Se noi vogliamo sopravvivere e crescere come chiesa, dobbiamo essere una chiesa rilevante. Dobbiamo entrare nel mondo dove nessuno vuole entrare. Noi dobbiamo entrare dove abbonda il peccato. Noi dobbiamo entrare lì, perciò che noi dobbiamo portare la freschezza della parola per portare alla gente un sorriso. Noi dobbiamo portare o calore della parola, in modo che la gente possa essere guarita. Noi non possiamo essere una chiesa tiepida. La cosa più brutta è vedere una persona senza una posizione. La cosa più triste è vedere una chiesa tiepida. Ma quando c'è una chiesa, la freschezza della parola, quando c'è il caldo di una parola, la freschezza che dà animo di vita, il caldo che trasforma e guarisce con la parola del Signore, la Chiesa comincia a trasformare la gente. E era quello che stava succedendo a Corinto. Perciò che Paolo in quel momento era insultato, perciò che Paolo in quel momento soffriva la persecuzione, perché stava portando la parola del Signore. E questo è il secondo punto. Perciò la Chiesa che è chiamata dal Signore è una chiesa che predica la parola. E la promessa do Signore qual era? Eu sarò con te, ma Paolo, non temere. Tu devi fare solo una cosa. Qual è la cosa che Paolo doveva fare? Chi si ricorda? Predicare la parola. Paolo, non temere, vá, continua a parlare. La grande sicurezza di un cristiano non è la parte economica. La grande sicurezza di un cristiano non è avere una struttura economica. La grande sicurezza di un cristiano qual è? È la sicurezza e la fiducia nella parola del Signore. E quando io credo in questa parola e io proclamo questa parola, è lì che io sento la sicurezza, è lì che eu ce l'ho il Signore. Perché mentre o cristiano está predicando la parola, o cristiano non perderà tempo con pensieri di questo mondo, con le preoccupazioni di questo mondo. Mentre tu stai predicando la parola è inserita nel tuo cuore e nella tua vita. Perciò che Dio ti chiama a una sola cosa: non temere, continua a parlare, non tacere. Non temere, ma continua a parlare e non tacere. Io non posso temere davanti agli uomini,
Il Vangelo di Dio è la potenza di Dio per la salvezza. Io devo credere in questa parola. Noi non abbiamo una parola vuota, insignificante, ma abbiamo una parola che è la potenza di Dio. La gente sarà trasformata non con belli discorsi, la gente non sarà trasformata con le belle cose, la gente sarà trasformata con la predicazione della parola del Signore. Continua a predicare, non tacere. La parola di Dio è efficace e produce cambiamenti profondi nell'anima di una persona. Ebrei 4:12. Infatti, la parola di Dio è vivente ed è efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture delle midola. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Una domanda. Dentro della tua casa tu predica la parola? Tu stai predicando la parola ai tuoi figli? Ai tuoi genitori? Tu stai predicando la parola? Questa parola è efficace. Questa parola è vivente. Questa parola produce trasformazioni. Questa parola è la potenza di Dio. Nel tuo lavoro, vicino di casa, tu parli di questa parola. Io non posso pensare che la parola di Dio è un libro qualsiasi. È la potenza del Signore. Così quando io apro la mia bocca, la gente sarà trasformata nella parola del Signore. Perciò, come abbiamo parlato, Paolo predicava a Corinto e la gente abbandonava la magia, la gente abbandonava quegli stili di vita promiscuo, la gente si convertiva. Perciò quando noi stiamo parlando della parola a Treviso, la gente si converte. E noi cominciamo a vedere adesso la potenza del Signore, la grandezza del Signore. Adesso noi percepiamo che la parola del Signore sta trasformando la gente. E abbiamo soltanto una persona che è arrabbiata e irata, che si chiama comincia con D, finisce con avolo. Il nemico è il diavolo. E lui è arrabbiato perché questa gente sta predicando la parola e la gente è trasformata. Vedere in questa comunità circa di 100 ragazzi, adolescenti e giovani, ascoltando la parola, desiderando la parola. Wow! E ci sono gente che ancora non danno valore a questo. In questo ultimo periodo abbiamo parlato con tanti giovani, adolescenti, soprattutto adolescenti, e abbiamo chiesto a loro, durante il campeggio, qual è stato il punto più forte? Sono stati il mangiare, i giochi, il culto, l'amicizia. Tutti dicevano soltanto una cosa. Il culto. Tutti adolescenti dicevano. E noi facevamo quanti culti al giorno, Pastore Sandro? 3 culti al giorno. E questo gruppo di ragazzi dicevano, il punto più alto di questi campeggi erano i culti. È la parola. È la parola che stava trasformando. È la parola che stava portando guarigioni. Era la parola che stava abbracciando e sostenendo. È la parola del Signore. Perciò Paolo doveva fare solo una cosa, predica la parola. Il terzo punto, il ultimo punto qua, è la promessa del Signore. E questa promessa che noi vogliamo. Io sono con te. Paolo, tu sarai perseguitato. Amém, alleluia. Paolo, io sono con te. Ah, Signore, grazie. Io posso passare per le grandi battaglie. Ma se o Signore è con me, basta. Eu posso essere insultato di qualsiasi cosa, ma se o Signore è con me, basta. Eu posso avere l'opposizione in qualsiasi peso, ma se o Signore è con me, basta. Eu non devo avere paura di nessuno. Io non devo avere paura di nessuno. Io ho il mio amore e la mia responsabilità con il Signore. Il Signore ha detto, Paolo, non tacere, io sono con te. Salmo 118, questa promessa che noi amiamo. Salmo 118, versetto numero 6. Chi legge per noi?
Alza la voce. Chi è con te? Signore. Chi è con noi? Il Signore è per me. E io non temerò. Io só posso conoscere questa seconda parte del versetto, io non temerò, se io conosco chi è mio Signore. E quando eu conosco la potenza, la grandezza del mio Signore, io posso dire, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? E tante volte noi abbiamo paura degli uomini perché noi non conosciamo Dio. E o Signore è con me, e o Signore grande Dio è con me. Se o Signore è con me, basta. Che cosa può farmi l'uomo? Niente. Può cercare? Può. Può fare delle cose? Può. Ma il Signore è con me. Non può fare niente. La sicurezza è nella parola che io predico. La sicurezza è nell'obbedienza al Signore. La sicurezza è conoscere questo Signore. La sicurezza è stare nella presenza del Signore. O Signore è con me. L'uomo non può farmi niente, perché loro staranno combattendo contro Dio. Loro non stavano combattendo contro Paulo, loro stavano combattendo contro Dio. Loro non stavano insultando Paulo, loro stavano insultando Dio. Loro non stavano cercando di distruggere quello che Paulo stava costruendo, loro stavano cercando di distruggere quello che Dio stava costruendo. E Paulo era conscio di questo. O Signore è con me. E quello che eu estou facendo é perché il Signore è con me. E io continuo a predicare. Io non sarò in silenzio, io continuo a parlare perché il Signore è con me. L'uomo non può farmi niente. Perciò che dice qua, continua a parlare e non tacere. Paulo aveva questa promessa e ebbe messo questa promessa come una realtà di vita. Chiesa, continua a parlare della parola del Signore. E questa Chiesa prospererà in abbondanza. Che il nemico sarà ancora più arrabbiato e cercherà di distruggere quello che il Signore sta facendo. E il Signore è con me, il Signore è con noi, ma noi sentiremo questo mentre stiamo predicando la parola e conoscendo questo Dio vivo. Matteo 10, 19 e 20, Gesù lascia questa promessa ai suoi discepoli. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, perché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Non siete voi, io sono con te, il mio Spirito che è in te parlerà, è il mio Spirito, così il mio Spirito Santo che è nella tua vita, è Lui che comincia a usare la tua vita, apri la tua bocca e comincia a parlare di questa parola e i miracoli nello Spirito Santo succederanno. Alleluia, Chiesa! Che cosa può farmi l'uomo? Prima Giovanni 4,4, noi conosciamo questo versetto. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Signore è con te. Quello che è con te è più grande. Continua a combattere. Che cosa può farmi l'uomo? Niente. Perché mentre io parlo del suo amore, della sua salvezza, della sua grazia, del suo perdono, della sua guarigione, il Signore mi proteggerà mentre io sarò perseguitato. Non stare in silenzio. Non tacere. Non stare in silenzio. Continua a parlare di questo amore di Dio, della grazia di Dio, del perdono di Dio. Continua a parlare della tua vita trasformata nel Signore. E mentre tu starai parlando di questo, il Signore prenderà cura di te e farà delle cose nella tua vita che tu non hai visto ancora. Sono le grandi cose del Signore.
E finiamo com Isaías 41:10. Isaías 41:10. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. La giustizia mia agirà nella tua vita. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, e quando dice non smarrire, perché il combattimento sarà grande. Perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Tu vuoi questa promessa di Dio nella tua vita? Continua a parlare. O Signore è con te, ma obbedisci e predica la parola. Obbedisci e che tu possa conoscere chi è questo Dio e ti sottometti al Signore. O Signore ti ha fatto una chiamata, una sola chiamata, a predicare la parola. O Signore ti ha fatto una chiamata, una sola chiamata, a predicare la parola e avere fiducia no Signore. E eu com o Signore. Una chiamata, mentre io predico, il Signore è con me. E se il Signore è con me, nulla può farmi l'uomo, perché il Signore è con me. E io só posso prosperare quando sono perseverante in mezzo all'opposizione. Tanta gente dicono, pastore, Dio mi ha dato una chiamata, ok? Va? E dopo vengo, Dio mi ha detto adesso di fare... Calma. Dio non cambia idea. Quando tu comincia a dare a colpa della tua irresponsabilità a Dio, c'è qualcosa sbagliata. Quando Dio ti dà una chiamata, è per sempre. Dio non cambia idea. È Dio che ti ha chiamato e va. Sono io che cerco di abbandonare la chiamata del Signore. Perché io non conosco ancora questo Dio che è con me. Conosce Dio e tu vedrai le grandi cose del Signore nella tua vita. Amém? Preghiamo. Sei sicuro che Dio è con te? Che cosa può farmi l'uomo? Niente. La creatura non può distruggere quello che il creatore sta facendo. Il Signore mi ha dato una chiamata. Continua. Il Signore mi ha dato una chiamata. Vado avanti. A parlare di una parola sua. Il Signore mi ha dato una chiamata. Non posso tacere. Il Signore mi ha dato una chiamata. Io devo sapere che non sarà per una festa. Io devo sapere che non è per una strada piena di applausi. Io devo sapere che questa chiamata è per trasformare la gente e combattere. Il Signore mi ha dato una chiamata per invadere un mondo pieno di ostacoli. Il Signore mi ha dato una chiamata dove il centro della storia è il Signore e non sono io. Il Signore mi ha dato una chiamata per Lui, predicare la sua parola. E il Signore ha detto, io sono con te. E questa sicurezza di che il Signore è con me, io obbedisco a questa chiamata, a predicare la sua parola, che è la potenza. Il Signore ha dato una chiamata a me
e non agli angeli, ma dato a me. Che la tua vita, in sottomissione al Signore, tu possa continuare a proclamare le virtù del Signore, di quello che ti ha chiamato. Tu sei un popolo di Dio, santo, consacrato al Signore. Tu, la Chiesa Battista Agape, qui a Treviso, sei tu. Dio ti ha dato una chiamata. Va. Il Signore è con te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Já parlato a tuo fratello, a tua sorella? Tu hai una chiamata. Questa frase è semplice. Adesso la seconda frase è un po' delicata. Che cosa tu stai facendo con la tua chiamata? Chiedi a tuo fratello, a tua sorella adesso. Che cosa tu stai facendo con la tua chiamata? Il Signore è con te? Amen? Se il Signore è con te, va. Va a offrire, va a cantare, va a suonare. Cantiamo. Un momento delle offerte, delle decime, un momento di consacrazione dei nostri beni, della nostra vita. Un momento di consegnare la mia vita a questa chiamata del Signore. E possiamo fare questo con gioia. Sono delle maialine qua, che è l'offerta missionaria. E che noi possiamo offrire tutto al nostro Signore. Facciamo con gioia questo. Amém, Chiesa? Possiamo stare in piedi? Noi stiamo parlando già da 2 o 3 domeniche qua. Per favore, non dare ascolto all'inganno. Tutte le offerte, le decime si usa alla opera del Signore. Noi non sponsorizziamo nessun evento ideologico. Nessuno. Non dare ascolto all'inganno. La verità è offrire e questo sarà usato alla opera del Signore al 100%. Ok? Così facciamo questo con gioia e con responsabilità e con allegria. Amém, Chiesa? 3, 2, 1. Qual è il cantico? Eu penso que é questo proprio. Davanti a me la metà, dietro di me terra bruciata c'è, soltanto Dio adorerò, no turning back. Non mi vergogno più di te, non dare ascolto ai pensieri miei, alla presenza tua sarò, no turning back. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. No turning back. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. No turning back. La tua chiamata sento già, rispondo adesso, non aspetterò, non ho futuro senza te, no turning back. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. No turning back. Oh 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 oh, non mi tiro indietro. Oh 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 oh, non mi guardo indietro. Oh 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 oh, solo te io seguirò. No turning back.
Signore, ti ringrazio per questa domenica che tu ci hai dato, Padre. Ti ringrazio perché tu sei sempre accanto a noi, Padre. Ti ringrazio perché tu ci parli sempre, ti manifesti sempre, Padre. E grazie per averlo fatto ancora oggi. Ti ringrazio per queste decime, oh Padre. Noi sappiamo che anche se diamo soltanto €1, per questa offerta, anche se noi diamo soltanto €1, Padre, tu puoi moltiplicare. E Padre, tu sai dove vanno queste offerte, Padre, e che tu possa portarle dove serve di più, Padre, che tu possa portarle davvero dove serve la tua parola, dove serve che tu sia manifestato, Padre, dove c'è bisogno, Padre, c'è più bisogno. Che queste offerte non siano date a caso, ma siano date per uno scopo, Padre. Noi le stiamo consegnando non a delle persone, sì, ma le stiamo consegnando prima di tutto a te, perché noi sappiamo che tu puoi fare grandi cose, Padre, con quell'euro che mettiamo, con quei €2, Padre. Ti ringrazio per tutto, Signore. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, sono qua. Amen. Ok, grazie a voi, prima volta, seconda volta, ai nostri ospiti, ok? Che Dio vi benedica, grazie di stare con noi oggi in questo bel caldo. Dicono che oggi è l'ultima domenica calda, speriamo, no? Prossimo anno ricomincia. Va bene, campeggio dei ragazzi, ci sono gli avvisi qua? Ok? Abbiamo già belle squadre, un bello gruppo, comincia 1, 2, 3 di settembre, ok? Faremo qua vicino a Bassano del Grappa, vicino a Paderno, lì del Grappa, e saremo lì con i giovani oltre 19 anni, e già c'è una bella squadra, grazie a Dio, e finiamo tutto questo al culto a Conegliano, così finiremo il campeggio dei giovani a Conegliano, loro faranno tutto il culto, la predica, sarà a testimonianza, sarà no culto di Conegliano il 3 di settembre, ok? Così faremo in questo modo questo anno. Convegno di coppia, ok? Già c'è lì. Convegno di coppia 20, 21 e 22 ottobre. Informazioni di Patrizia, Jessica, c'è oggi la Jennifer che è qua con noi. C'è anche la Clelia, ok? Va bene? Non dimenticare, sei sposato? Parla con la tua moglie, con tuo marito. E se tu hai se i figli possono dire così, andate. Voi mi fate andare al campeggio dei ragazzi, adesso voi dovete andare al convegno di coppia, ok? Ubbidite a me. Ok, campeggio, c'è qualcosa? Rallegrati, 9 di settembre, qua a Ponzano, no? Ponzano Veneto. Ok, c'è anche il bar. Avremo una pausa di 30 minuti per l'assemblea, così possiamo andare di là, è molto più fresco, sono 1 grado più giù, ok? Così possiamo andare a prendere un caffè, c'è un toast, c'è anche un tramesini, possiamo stare lì al bar, possiamo mangiare, e condividere, parlare, e dopo alle 12h30 c'è la nostra assemblea qua in chiesa, ok? Gli altri avvisi? Scusa? Ok, volontario? Informazioni con me? Ok, volontario. E Ministério do Abbraccio, ok, Pastore Caio sono io, ok? Va bene, gli altri avvisi, finito? Qui sì, só um outro avviso, nós estamos melhorando lá a situação do nosso computer, culto online, dobbiamo ancora fare dei grandi cambiamenti e c'è un preventivo non molto semplice che noi dobbiamo affrontare. E così facciamo una parola anche a te che tu ci segui da casa. Se tu vuoi fare un'offerta per migliorare questo nostro culto online, per favore potete inviare un messaggio, tu già ce l'hai lì tutte le coordinate bancarie, perché noi dobbiamo cambiare il computer e cambiare anche un po' il sistema lì per lasciare più bello, più facile di lavorare. Così noi dobbiamo migliorare questa parte del nostro culto, anche la nostra parte qua del nostro culto di suono. E per favore potete parlare che vogliamo fare questo. Se volete fare una offerta, per favore potete specificare la parte online, i culti della chiesa,
che dobbiamo fare un passo in più, un gradino in più. Finito? L'assemblea tra poco, ok? Alle 12:30? Va bene? Grazie, Dio benedica. Ciao!